Buongiorno amici ed amiche di Sportissimo Channel, buona domenica e siamo qui a commentare tra poco con Max in questa puntata di Live Caffè per dirvi cosa è successo in questo weekend e cosa succederà anche questa settimana con il Roland Garros alle porte, quindi il grande tennis ritorna sulla terra rossa. In realtà ci sono stati parecchi tornei, anche Masters 1000, ma adesso è tempo di Grande Slam. E con chi parlarne se non con il nostro Massimo? Il buon Max, che avremo tra pochissimo nostro ospite e nostro membro fisso di Live Café. Lo vedo e non lo vedo, ecco adesso lo vedo, e quindi Max, direi di iniziare. Ho già fatto un piccolo preambolo su quello che ci racconterà in settimana, ti vedrà magari diciamo in veste di primo narratore di questo Roland Garros che inizia oggi, e ci sono italiani anche e italiane, perché dovremmo raccontare fra un po', ma di cosa è successo ieri. Ma tra le altre cose, tra le tante cose, partiamo dal calcio e dalla tua Inter, per poi sviscerare un po' tutti i temi, il Pordenone vincente, eccetera, eccetera. Beh, intanto buongiorno a tutti naturalmente e benvenuti, bentornati a Sportissimo Live Caffè. Detto questo, niente che dire, parliamo dell'Inter, ormai non mi stupisce più, cioè non è perché voglio essere troppo entusiasta, però credo che dopo la prestazione di ieri a 48 ore di distanza dalla vittoria in Coppa Italia, e insomma con le fatiche che c'erano e praticamente con quasi nessuna sostituzione, e permettimi di dire con Lukaku che sembra tornato ai livelli di 2 anni fa, insomma, io direi che non dico che per la Champions League sia fatta, ma abbiamo comunque una buona possibilità di giocarcela. Ecco, sicuramente il Manchester City partirà favoritissimo, però non andiamo battuti, andiamo consapevoli che abbiamo una squadra che è in grado di mettere in difficoltà chiunque. È chiaro che poi le possibilità, insomma, sarà il campo a dircele, ma credo che i ragazzi più di così non avrebbero potuto fare, cioè più di arrivare a vincere la Coppa Italia, conquistarsi comunque con fatica, ma conquistarsi il posto in Champions League e una finale di Champions. Dimmi tu cosa si può fare di meglio adesso, e vincere una Supercoppa. Credo che sì, forse potevamo far meglio in campionato, però direi che un finale così chi se lo sarebbe aspettato. Sì, certo, le premesse non erano delle migliori. Tra l'altro aveva cominciato il turno, il pareggio tra Sampdoria e Sassuolo, la Sampdoria che sta, diciamo, trattando con i nuovi proprietari, quindi sembrerebbe notizia insomma, di questi giorni, della trattativa con Radrizzani e Manfredi, vedo, tra cui uno è proprietario del Leeds in Inghilterra. E quindi insomma c'è speranza che per la Sampdoria, che ha salutato l'ultima partita di Fabio Quagliarella allo stadio di Marassi. E poi ieri insomma l'Udinese ci ha fatto vivere purtroppo un'altra giornata tra luci e ombre, perché vinceva 2-0 e si è fatta ribaltare 3-2 dalla Salernitana con un Candreva anch'esso in gran spolvero. È vero che vedere Lukaku fare quel dribbling dopo poco più di 30 secondi è tanta roba. E poi cosa è successo ieri? C'è stato il derby tra le finaliste di Coppa, perché Fiorentina e Roma, anche lì sembrava che la Roma potesse portarla a casa, invece ribaltone tra l'85esimo e l'88esimo, quindi la Fiorentina ha vinto. E lo Spezia si è inguaiato perché ha perso 4-0 in casa col Torino. Vedremo cosa succede alle 12:30 tra Verona e Empoli, perché a Ma questo sai punto. perché? Perché cosa succede? Col fatto che la Juventus ha avuto meno 10 e poi non si sa cosa succederà, perché probabilmente dalle voci che girano la UEFA vorrà escluderla a prescindere dalle coppe, si libera un posto, e quindi anche il Torino avrebbe la possibilità di entrare in Conference League, no, eventualmente. Ma bisogna capire, perché guarda, il prossimo anno noi potremo avere addirittura una marea di squadre, cioè come poche ma come tante. Cioè, se la Fiorentina vincesse la Conference League sarebbe in Europa League automaticamente. Se la Roma vincesse sì, l'Europa League sarebbe in Champions League automaticamente. E Quindi quindi ne avremo avremo 5.
5 in Champions League e 2 in Europa League sicure, più o 3 comunque in Europa League e una sicuramente o barra 2 in conference. Cioè avremo una marea di squadre nelle In coppe il prossimo anno. realtà, guarda, Non mi so, 8 dispiace almeno. interromperti, ma credo siano massimo 7, per cui nel caso ipotetico potrebbero essere 7 o forse 8 con un posto in Sì, dico, conference. 8 sarebbe proprio un livello incredibile, cioè, più di così cosa si potrebbe fare? Quest'anno il nostro livello è aumentato. Ah, però, scusami se mi permetto, adesso non vorrei cambiare l'argomento, però volevo parlare velocissimamente di questo calciomercato, cioè nel senso, Mhm. ho sentito dire che l'Inter è interessato e poi sai, gli interessi sono diversi dai fatti, per, come si chiama, Scalvini, quello dell'Atalanta, Sì, ehm, Scalvini, Scalvini. no? È un ottimo giocatore, veramente bravo, tutto quello che vuoi, però allora, la rovina sono poi dopo queste offerte, cioè l'offerta ma anche la richiesta, cioè 40 milioni per uno di 20 anni che ancora sì è bravo per l'amor di Dio, ma non ha fatto la sua strada. Questa è la rovina del calcio italiano, cioè è inutile che ce la raccontiamo. Se noi vogliamo migliorare e vogliamo usare i nostri giovani italiani, dobbiamo chiedere meno, perché io capisco tutto, ma 20 milioni ci posso anche stare, ma 40 mi sembra che stiamo fuori per fuori. Allora, guadagnarci è un conto. Allora, questo è inutile poi, scusate, e non vorrei andare a favore della Juve, accusare la Juve di plusvalenze quando poi non si controllano le richieste di questi giocatori qua. Cioè, bisogna anche avere un equilibrio. Cioè, voglio dire, questo qua ha fatto un anno in Serie A e tu chiedi tutti quei soldi lì. E comunque uno che va a comprartelo fa una piccola scommessa. E quando ti ha dato 20 milioni hai fatto una plusvalenza pazzesca perché è tuo. Quindi voglio dire, queste cose qua anche vanno controllate nel calcio, non solo, e va tutto regolarizzato. Beh, io penso che in Premier League pagano dei giocatori come se fossero dei fenomeni da baraccone, cioè io voglio dire che bisognerebbe ridare a tutto il calcio una ridimensionata sui valori dei giocatori, sugli stipendi, su tante robe, altrimenti non lo so dove si possa andare. Oggi, quest'anno abbiamo avuto un miracolo sportivo a portare 3 squadre in finale nelle varie coppe, perché questo è un miracolo sportivo, parliamoci chiaro, con i budget, con tutto quello che abbiamo noi in Italia non si sa come è successo, quindi la dimostrazione è che comunque con il lavoro, con il sacrificio si può fare e secondo me se vogliamo migliorare la nazionale italiana e non andare a prendere oriundi, per l'amor di Dio, anche se hanno un piccolo sangue italiano, secondo me dobbiamo lavorare sui settori giovanili e sfruttare di più quello che abbiamo. Stavo guardando ieri ho guardato parte della partita del Mondiale Under 20 e Casadei, ragazzi, si fa veramente spettacolo. Allora io dico, ma perché darlo al Chelsea quando te lo potevi tenere e avevi un giocatore pronto l'anno dopo? Mandavi, come ha fatto il Chelsea l'ha mandato in Serie B, adesso il prossimo anno sarà pronto per fare il salto col Chelsea probabilmente, perché uno così come fai a mandarlo via? Questo è il discorso. Allora 20 milioni ci stavano, ma non ci può stare 40. Tutto lì, questo è quello che penso. Gli errori poi dopo ognuno pensa quello che vuole. Tra l'altro hai citato un argomento che avrei tirato in ballo, ovvero la vittoria 3-0 dell'Italia Under 20 contro la Repubblica Dominicana. Adesso il match degli ottavi di finale, cui siamo qualificati come secondi, probabilmente ci vedrà affrontare l'Inghilterra mercoledì alle ore 23. E quindi questo sembrerebbe il prossimo avversario, quindi non un avversario facile. Però c'è anche la Serie B, ieri Ranieri e il suo Cagliari con la doppietta di Lapadula hanno battuto 2-1 il Venezia, quindi ci sarà Cagliari-Parma, mentre venerdì il Sud Tirol aveva battuto 1-0, non mi ricordo chi in questo momento, la Il Regina, Sud Tirolo, ecco, la aveva regina, battuto la del Regina povero e Pippo Inzaghi, è certo. ex Regina Pippo Inzaghi perché mi pare che sia allenato da Diana, se non ricordo male, ma potrei sbagliarmi. Comunque, Sud Tirol che affronta il Bari e Venezia, scusa, Cagliari contro Parma. In Serie C, vittoria del Pordenone su rigore, partita con un nubifragio tra il primo e il secondo tempo, tant'è che ha piovuto tantissimo e quindi sembrava finire sullo 0-0, poi il rigore e quindi la vittoria insomma, sul finale che fa ben sperare per il ritorno. Ecco, questa Serie C, quarti di finale,
per E ricordiamo l'ultimo appunto posto. che il Pordenone non naviga in buone acque, anche Sì, se c'è il stata, presidente insomma, ha detto insomma, che proverà in tutte le maniere a salvare la squadra, insomma, trovare i fondi, insomma, in qualche maniera di ripagare il debito, perché purtroppo ha fatto Pordenone un debito un po' grosso, ecco, di milioni di euro, che non stiamo a dare le cifre, ma insomma abbastanza grosso per una squadra che milita nella Serie C, voglio dire. Però bisogna anche avere un equilibrio alla fine, cioè voglio dire, è chiaro che io dico, e l'ho detto anche prima, come fai ad avere entrate se non hai lo stadio tuo? Come fai a non avere entrate? Cioè è difficile avere entrate e allora pagare ai giocatori stipendi su stipendi. Alla fine, cioè, se non hai entrate devi solo tirare fuori. E questo è il discorso. Quindi capisco tutto che uno deve investire nelle squadre, ma bisogna capire che c'è un bilancio, ci sono delle entrate, ci sono delle uscite. Se sono solo le uscite sono maggiori delle entrate, prima o poi fallisci. Poco da comunque, fare. complimenti a Capitan Burrai che ha segnato, è stato molto bravo il calcio di rigore, quindi ha mantenuto, diciamo, ha mantenuto i nervi saldi e ha segnato. Poi, ovviamente, c'è anche da segnalare quanto avvenuto all'estero con un incredibile rush finale in Germania, Arachiri, Harakiri del Borussia Dortmund, perché bastava un successo in alla casa squadra tra di l'altro. sì, 82.000 persone allo stadio di Dortmund ed erano tutti pronti a far festa. Purtroppo ci sono gli avversari e quindi questo Mainz o Magonza in italiano che insomma riesce adesso mi viene un dubbio perché forse è sì, sì, il Mainz Sì, sì, 0-2 ma per questa squadra che non aveva niente da chiedere, era già salva, ma consideriamo lottava. che il Borussia poi ha sbagliato anche un rigore, cioè veramente quando ti deve andare storta, ti deve andare storta, e, no? E poi il Bayern, no? A sua volta vince fuori casa Incredibile. e Però stava dopo vince uno scudetto pareggiando, che... Sì, sì, esatto, ma però voglio dire, adesso queste sono pareggiando. cose... Mi viene un po' il dubbio, adesso io però dico, alle volte uno dice, no, adesso la faccio breve, qualche volta si vede che gli avversari si impegnano come dei matti e qualche volta che certi avversari ormai hanno dato e non si impegnano. Boh, non lo so, dico, è incredibile come il Mainz va a Borussia e dici, boh, la partita invece si è impegnata come se non ci fosse un domani ed è riuscito a pareggiare una partita che uno dice, ma com'è possibile? Che qua tanto non avevano niente da offrire, eppure questo Ma la è bello. tensione anche la Certo, tensione magari di dover vincere per forza, sai, vai sul dischetto di rigore, stai perdendo 1-0, la tensione ti porta anche a sbagliare, magari è chiaro, dopo vai sotto 2-0, è difficile. Il Bayern Monaco stava per complicarsi la vita perché vinceva 1-0, poi pareggio su rigore del Colonia e alla fine è entrato Musiala e ha vinto 2-1 e il Borussia Dortmund alla fine ha rimontato fino al 2-2, ma non è bastato. Quindi c'era uno sconforto incredibile. Guardate le immagini, insomma, dello stadio mutolito e che comunque questo va segnalato, ha applaudito i suoi giocatori alla fine. Questo è lo sport che ci piace, che ci piace raccontare. A assolutamente. proposito, a proposito di sport che ci piace raccontare, ovviamente questa sera va dato risalto che per la prima volta nella storia il rugby, la finale scudetto tra Rovigo e Petrarca Padova, sarà trasmessa di sera alle 21:15 su Rai 2. Questo è un evento molto importante su cui la Rai ha creduto e quindi questa sera per gli amanti del rugby e non solo ci sarà questa diretta in prime time. Ecco. E detto questo, dicevamo di quello che è successo all'estero per il calcio con il Paris Saint-Germain che ha conquistato l'11° titolo, mentre per il Bayern era l'11° titolo consecutivo, il 33esimo della storia, il Paris Saint-Germain, pareggiando 1-1 a Strasburgo, gol di Messi su assist di Mbappé, ha vinto l'11° titolo e insomma hanno portato a casa probabilmente un trofeo che era scontato per gli investimenti. Permettimi di dire che io, sinceramente, un campionato dove vince sempre la stessa squadra per 10-11 anni di fila, a me non piace. Beh, questa è la No, Bundesliga, eh. sì, sì, dico la Bundesliga, a me non piace sinceramente vedere sempre, cioè diventa anche noioso a un certo punto, cioè, e allora vuol dire che c'è solo una squadra e tutte le altre cosa sono? Cioè, è brutto, onestamente, mi piace più un campionato dove magari vedo vincere la Juve, l'Inter, il Napoli, se è fantastico, magari anche qualche altra squadra, il Milan stesso, insomma,
quando è un po' più vario è più divertente. È chiaro che piacerebbe sempre a noi vedere il prossimo anno, tu dici ma speriamo che il Napoli rivinca lo scudetto, io invece magari spero che vinca qualcun altro, può essere l'Inter come può essere qualcun altro ancora, non lo so, variare è bello, sempre le stesse 2 o 3 anni ci può stare, però dopo magari diventa anche noioso, se gli altri... è bello più anche per questo, perché più è vario, più è pubblico e entusiasmato, secondo il mio punto di vista. Tutto lì. E Ecco, poi, qua. e poi, caro Max, ieri pomeriggio, che è stata veramente una giornata di sport magnifico, il Friuli ha ospitato diciamo, la penultima tappa, che in realtà è l'ultima, perché oggi Vabbè, certo, ci si è trasferisce una tutti a Roma, passerella, no? esatto, tutti a Roma per la passerella finale, ma ieri da Tarvisio al Monte Lussari questa cronoscalata che ha visto un ribaltone, anche lì all'ultima diciamo, tappa o quasi, Roglic, lo sloveno, è riuscito, vincendo la tappa, a scalzare dal primato Thomas, battendolo di 40 secondi e recuperando quindi i 26 secondi che aveva di ritardo. Quindi è una grandissima tappa, tra l'altro svoltasi in Friuli, ho visto molta correttezza da parte anche degli spettatori e peraltro Roglic ha avuto un momento in cui la catena l'ha mollato proprio nell'ascesa, no, verso l'arrivo, e lì è stata, diciamo, grande grinta, grande caparbietà, nonché la bravura dei tecnici che l'hanno subito, diciamo, aiutato, e poi è ripartito. E quindi pensa te se non avesse avuto quell'inghippo di quanto avrebbe vinto. Insomma, ha Io perso fossi, un sacco di secondi. esatto, io fossi in te inviterei intanto quel mascalzone lì Ma romano, non è, si vede non è in presentabile, perché linea, però purtroppo continua a sfottere, sempre che sfotte Amala e contro Amala. E vabbè, parliamo di Andrea, che salutiamo. Questa intanto sera Amala, voglio Juve-Milan. dire, stasera vediamo cosa fa il Milan con la Juve, quindi odiala in quel caso. Va bene, detto questo, giusto. Aspetta, Che perché guarda dire, che c'è ancora roba, se hai 5 minuti finiamo tutto. Madonna, ne ho quanto ne vuoi. Beh, No, quasi. io Beh, insomma, dimmi. Volevi... no, dicevo appunto, volevo proprio dirti che adesso bisogna celebrare anche un po' di tennis, perché ieri, no, cosa è successo? Una nostra italiana, Bronzetti, ha vinto Lucia un torneo, insomma, a Bronzetti. Rabat, in Marocco, no? Ha vinto questo torneo 250, quindi per lei è una soddisfazione enorme ed era... Però, Eh? Dimmi? penare la Lucia, Bronzetti. In che senso? Non ho capito, scusa. Nel senso che vinceva Ah, 6-4-5-4 si è fatto penare, non sentivo bene, scusami. Sì, sì, è vero, si quindi è fatto veramente lei ha soffrire, ma sai sofferto. cosa? Sai cosa? Lei ha fatto dei turni precedenti proprio dove ha spazzolato le avversarie, non si sa come mai, cosa sia successo, ha fatto un gioco splendido. Nella finale è ovvio che la tensione è maggiore, lei era nettamente superiore all'avversaria a un certo punto, però sai, sul 6-5 batti, hai la tensione di vincere tutto, è riuscita però a tenere i nervi saldi nel secondo, alla fine nella stessa situazione precedente è riuscita questa volta però a fare un tennis più concreto e vincere un torneo meritato secondo il mio punto di vista. Bisogna anche essere intellettualmente obiettivi e dire che forse non c'erano gli avversari migliori naturalmente, ma vincere un 2,50 ti dà una carica incredibile e ti fa fare un balzo in classifica perché lei ne aveva proprio bisogno, visto che era scivolata oltre il 100° posto della classifica, però tanto di cappello, l'anno scorso, lo ricordiamo, l'aveva vinto la Martina Trevisan questo torneo e quindi rimane In in Italia. Italia. Gli altri tornei invece hanno visto vittoriosi Fils, il francese Fils, A Lione. 18enne, fortissimo, veramente forte contro Serundolo e non me l'aspettavo, devo dirti la verità, in 2 set addirittura, quindi grandissima prestazione, fa il torneo con una wild card, no? Abbiamo già spiegato tante volte cos'era una wild card, no? Quindi un posto nel tabellone senza passare dalle qualifiche, pur non avendo la possibilità, diciamo, di classifica, di essere già di diritto nel tabellone di un torneo. Uno ha diritto a 2 o 3 wild card, quindi hanno deciso di darlo a un francese naturalmente in Francia, e lui ha vinto il torneo, guarda un po', con un Serundolo che era veramente in forma strepitosa. Dall'altra parte invece c'è stato anche un altro torneo A che adesso mi Ginevra. sfugge perché A a Ginevra, Ginevra, Jarry bravo, contro Dimitrov. Jarry, il cileno ha vinto veramente bene anche lì e devo dire, insomma, questi qua sono tornei preparatori naturalmente per
per Parigi, che adesso andremo a parlare, dove abbiamo uno Però squadrone. Dimmi. anche che c'è stato un altro torneo proprio a Strasburgo che abbiamo menzionato prima, per il calcio, lo menzioniamo anche per il Ah tennis, sì, la scusa. Svitolina ha battuto la Blinkova. Ecco, adesso se vuoi Bravissimo, bravissimo. ti Dimmi, leggo vai. diciamo, gli abbinamenti degli uomini, che sono 9, e gli abbinamenti delle donne, tu ci dici un po' secondo te quali sono le partite interessanti da seguire. Ecco, allora ti Benissimo. dico, per gli uomini nel tabellone al primo turno c'è Cobolli qualificato che ha beccato Alcaraz, quindi già qua partiamo bene. Sinner contro Müller, Musetti, adesso ho perso un attimo la via, adesso la ritrovo, quindi Musetti, adesso arrivo, un attimo di pazienza, purtroppo è il bello della diretta, Musetti contro Mer, Sonego, tra l'altro oggi, vedo, Musetti dovrebbe giocare oggi, Esatto. anche oggi Sonego contro Shelton, poi c'è Cecchinato Difficile. contro Van Aschke, Fognini contro Auger Aliassime, anche qua devo dire che ha pescato bene, Arnaldi contro Galan, Zeppieri contro Bublik, Zeppieri anche lui qualificato, e Vavassori qualificato anche lui contro Kecmanovic. Quindi qua cosa ci Allora, consigli? A parte Cobolli contro Alcaraz, insomma. beh, è chiaro che Alcaraz è il favoritissimo di questo torneo, naturalmente, essendo lui il numero uno delle classifiche ATP mondiali, insomma, quindi in questo momento battere lui è veramente difficile. Poi, sai, è stato anche fermo, si è riposato, è tranquillo, per cui Cobolli però ha fatto la sua bella figura, insomma, è arrivato al torneo, ha partecipato, quindi sta veramente venendo fuori anche lui. È chiaro che vai a Sarà fare una dura. partita dove sei rilassato, giocherai al meglio, però insomma contro Alcaraz la vedo molto molto difficile. Diciamo 99% vince Alcaraz, 1% Cobolli, ecco. È Ma giusto è per un noi. Fognini che ho visto ultimamente in forma contro Auger Allora, Sim, potrebbe fare il colpo? no, beh, il colpo no, però potrebbe dargli fastidio. Nel senso, magari potrebbe vincere un paio di set e si va al quinto, faccio un esempio. Perché comunque con l'arrivo del nuovo allenatore, c'è Barazzutti, cioè lui ha cambiato da poco allenatore, insomma, perché alla fine della sua carriera aveva bisogno di uno che lo aiutasse un attimino per certe cose, per certi versi, in maniera diversa, e quindi sta ritornando in buona forma anche dal punto di vista fisico, giusto per lasciare un buon ricordo, insomma, ecco, del suo tennis, che secondo me è uno dei più talentuosi italiani che abbiamo mai avuto, e Fognini avrebbe potuto fare non di più, ma stra di più, cioè avrebbe potuto arrivare anche nei primi 5 del mondo, a parere mio, specialmente sulla terra rossa, credo, veramente fortissimo. Però sai, il carattere l'ha un po' fermato, ecco, da questo punto di vista. Però credo che Aliassim sia nettamente favorito. Bene, vuoi che ti dica anche le ragazze? Allora, le ragazze, le donne italiane, abbiamo la Cocciaretto contro la Kitova, quindi anche qua molto difficile. Qua la vedo molto difficile, certamente. No, non credo Paolini che ci siano contro, possibilità. Paolini contro Cirstea, Bronzetti contro Jabeur, la Lucia Bronzetti che ha appena vinto il torneo ha Allora, beccato vedi qual è. purtroppo. Ma sai perché? Perché purtroppo questo può succedere, può capitarti. Cioè, alla fine lei ha vinto il torneo e si becca la Jabeur al primo turno. È un peccato, vedi che è una sfortuna. Guarda quel È bello, disgraziato. Si è becca. bello fare colazione con fortissimo. Beh, ti credo, tu mangi le fette biscottate e noi ti raccontiamo tutto Esatto. quello che è successo ieri. Non so, Però e scusa un neanche Sky attimo, Sport 24, voglio dire. Enrico, un collegamento con il caffè e la brioche l'abbiamo fatto spesso, per cui insomma poteva collegarsi pure col pigiama, voglio dire, sarebbe stato Sì, fantastico. esatto. Detto questo, hai ragione, cioè, no, No, è è un sfortuna, peccato. perché poteva capitargli anche Ma un'altra secondo te, giocatrice. no, è la sfortuna della Brozetti o è la sfortuna della Jabber che ha beccato la Non lo Brozetti che è in so, forma? Chi lo sa, non lo so, vedremo. non lo so, Al lo campo, vedremo ardua domani, sentenza. Esatto. domani in campo. Poi Errani contro Teichmann, domenica, cioè oggi, Giorgi contro Cornet, sempre oggi, e Trevisan contro Svitolina, questo lunedì. Quindi, Mm. insomma, devo dire che abbiamo Non dei un bellissimi battaglione. abbinamenti, devo No, essere sincero che non proprio degli abbinamenti fantastici. abbiamo E, un battaglione di 15 elementi, vedremo quanti riusciranno ad arrivare al secondo turno. guarda, a me piace, ti
devo dire la verità, sia Cobolli come gioco, veramente tanto. E mi piace anche molto Vavassori, veramente un bel giocatore. È strano che a 27 anni non sia stato tra i primi in assoluto, no? Dico veramente ottimo giocatore, devo dire bellissimo rovescio, bellissimo, bel servizio. Cioè, è strano che non sia già da prima arrivato lì. Ecco. Ricordiamo che siamo privi anche dell'altro giocatore che avremmo potuto avere in più, che è Verrettini, che in questo momento si sta allenando per tornare in forma dal punto di vista fisico per l'erba di Stoccarda, e chissà che magari quest'anno possa darci qualche altra soddisfazione. Io me lo auguro con tutta la sincerità, però credo che per lui ci siano problemi grossi, perché non puoi ogni 2 mesi, ogni mese, ogni torneo rimanere fermo altri 3 mesi. Diventa anche difficile dal punto di vista psicologico, fisico e tutto, cioè non è facile poi riprendere, quindi non critichiamolo tanto. Purtroppo dovremmo capire che non è semplice, probabilmente il suo fisico risponde in maniera un po' così, e quindi è difficile, ecco, adesso a prescindere dalla Satta che noi scherziamo, arriviamo, ma io credo che non deve essere facile dal punto di vista mentale, ecco, questi suoi infortuni. Ecco, tra le altre cose di ieri, concludiamo con la Formula 1, perché ieri alle 2, alle 3 forse, insomma, ci sono state anche le qualifiche alle 3 del pomeriggio, ed è successo di tutto negli ultimi istanti, perché sembrava che Leclerc potesse fare la pole position, invece è stato superato da Alonso, il quale a sua volta è stato superato da eh, ormai senza aggettivi, Max Verstappen, ancora in pole position. E tra l'altro Leclerc dal terzo posto è scivolato al sesto a causa di una penalità, perché diciamo ha rallentato un po' Lando Norris della McLaren durante il giro di quest'ultimo, e quindi Leclerc partirà sesto, partenza alle ore 15, Sainz partirà quarto, mentre Perez della Red Bull purtroppo insomma, ha fatto un piccolo incidente, quindi partirà per ultimo, ma recupererà, vedrete. Beh, Questo per quanto certo. riguarda i motori, ovviamente. Direi che abbiamo raccontato tutto, vi ho detto del rugby, ma lo ribadisco che questa sera Rai 2 ci regala la finale scudetto tra Rovigo e Petrarca Padova su Rai 2, 21:15. Prima volta, diciamo, in prime time, ecco, quindi è una bella iniziativa, dai, anche per il rugby che insomma, sta vivendo un momento, diciamo, di ripresa dopo un ottimo periodo e dopo una discesa, diciamo, anche dovuta ai risultati della nazionale, insomma, ecco, quindi vedremo un po' cosa succede. E tanto calcio anche oggi, perché insomma prosegue, si conclude la penultima giornata di Serie A. Insomma, Max, spero di raccontare con te il Roland Garros, perché ce ne saranno da dire di cotte e di crude, e quindi intanto se hai qualcos'altro da aggiungere direi che siete stati prolissi, ma in mezz'ora era difficile fare meglio, ecco. Eh beh, certo. Io volevo salutare il mio amico Andrea, Luca, ciao Luca, stai bene? E Davide, che ormai naturalmente non è più amico mio, ma insomma non importa, scherzo. Però insomma voglio dire, la vita è questa, continua e va avanti. Ringrazio tutti quanti quelli che mi sono stati vicino, specialmente nei momenti più duri, ecco, voglio dire, però ce l'abbiamo fatta insieme a noi, dico, i nostri amici interisti. Detto questo, ci vediamo per il Roland Garros al più presto, magari domani, dopodomani, tutti i giorni, perché potremo fare, e non dico niente, non prometto, però potremo fare dei piccoli flash per raccontarvi questo bellissimo torneo del Roland Garros insieme al mio amico Enrico, che è sempre puntuale e preciso. Mais oui, Alla prossima, mais oui, ragazzi. mais oui, mais oui, da Paris, da Paris. Ciao a tutti, buona domenica.